Questa mattina, subito dopo la presentazione nazionale avvenuta a Roma da parte del comandante generale dei Carabinieri Teo Luzzi, anche presso la sede del comando provinciale dei Carabinieri di Agrigento si è svolta la presentazione del calendario storico dell'Arma dei Carabinieri per l'anno 2024, realizzato dal celebre studio design Pininfarina con il contributo dell'editorialista Massimo Gramellini per la creazione dei testi. Il calendario storico 2024 è dedicato al tema i carabinieri e le comunità e in particolare alla figura del carabiniere come punto di riferimento della collettività, una presenza costante accanto alla cittadinanza da momenti storici per il nostro paese, come il referendum tra la monarchia e la Repubblica del 46, e quelli della vita quotidiana, come la recente alluvione in Romagna, la vicinanza alla capacità di contatto e di ascolto, le tante attenzioni, piccoli e grandi, ai bisogni delle persone delle città metropolitane, fino ai borghi più remoti della provincia, con i quali i carabinieri corrispondono alle istanze di assicurazione sociale proprie di ogni comunità, sono il fil rouge che ha caratterizzato da sempre l'Arma dei Carabinieri, che ci accompagna attraverso i 12 racconti del calendario 2024. Le storie descritte dalla penna di Gramellini narrano alcune delle gesta più eroiche, come il sacrificio consapevole compiuto a Fiesole, altre appartenenti alla vita di tutti i giorni, il sostegno alle persone più fragili, nella quotidianità o durante eventi straordinari come la pandemia da Covid-19. Le storie sono 12, eterogenee per epoca storica, ambientazione, geografia, avvenimenti narrati, sono unite alla capacità di ascolto e alla vicinanza dell'arma, filo conduttore che attraversa l'intera narrazione del calendario. Una banda rossa creata dalla matita di Pininfarina che parte dalla fiamma emblematica dell'Arma dei Carabinieri e avvolge l'intera opera attraverso uno dei segni distintivi e significativi dell'uniforme dell'Arma che caratterizza i pantaloni del carabiniere. Una banda che nell'immaginario delle italiane e degli italiani è diventata simbolo di forza amica, sempre presente nei momenti e nei luoghi delle nostre vite. Storia e quotidianità nel nuovo calendario 2024 dell'Arma dei Carabinieri. Sì, si rinnova anche quest'anno questa tradizione dell'Arma dei Carabinieri di presentazione del calendario storico che un po' racchiude questo legame tra i cittadini e l'Arma dei Carabinieri. Un calendario presente in tutte le case, nei negozi e presente nella vita delle comunità. Il calendario per noi rappresenta una tradizione, un punto di incontro tra quella che è la storia e l'innovazione e quindi la missione istituzionale. In questo caso il calendario ha appunto il titolo di Carabinieri e Comunità, quindi le storie che sono raccontate, le 12 storie, una per mese, sono significative di questa tradizione, di questo collegamento tra Carabinieri e comunità. Sono impreziosite da grafiche curate dallo studio Pininfarina, quindi da un'eccellenza italiana, e dai racconti di uno dei più grandi narratori attuali, ovvero Massimo Gramellini, che in ogni storia ha inserito ovviamente il suo timbro, il suo stile molto particolare che dona ulteriore lustro alle storie raccontate. Per cui anche in questo caso l'Arma si racconta e si racconta attraverso immagini e storie che affondano le radici nella tradizione dell'Arma, quindi in episodi particolari come i martiri di Fiesole, quindi il loro sacrificio durante la guerra di resistenza, ma anche storie della cronaca più recente come l'impegno durante la pandemia, o anche storie molto particolari come il salvataggio di una donna che tentava il suicidio. Quindi il calendario si presenta oggi, viene presentato a livello nazionale.